Carissimi lettori del quotidiano del Piave, siamo venuti fino a Segusino per farvi conoscere la secolare fiera del Rosario. A me piace dire appunto che questa fiera rappresenta il nostro passato, il presente e mi auguro anche il futuro. Diciamo che la direzione è quella, lo dimostrano tante piccole cose, lo dimostra il fatto, diciamo, di questa nuova attenzione verso i prodotti locali, i prodotti artigianali, i prodotti a chilometri zero, queste nuove realtà che producono questi prodotti, ne abbiamo sempre di più a Segusino, e anche tutto, diciamo, il movimento verso il turismo slow, cosiddetto slow appunto, il turismo lento, che è sicuramente di grande attualità, che avrà una nuovissima spinta dall'approvazione della candidatura UNESCO di cui Segusino appunto fa parte come area limitrofa, e che lo dimostrano anche i numeri, perché in soli 2 anni siamo passati da una struttura, diciamo, locativa, una locazione turistica, adesso ne abbiamo 4 e un'altra in fase di progettazione, quindi sono segnali incoraggianti, segnali che danno i cittadini, che fanno capire appunto che anche i cittadini cominciano davvero a crederci e speriamo di continuare così. Nel 2019 avere degli animali, portarli in malga può essere un bel lavoro. Sì, è un lavoro bellissimo dove stai in mezzo alla natura e ha anche dei bei risultati, ottimi frutti. Noi naturalmente ci lavoriamo il nostro prodotto, produciamo il formaggio e vedo che c'è molto riscontro, la gente trova un prodotto di nicchia e c'è un bel riscontro in malga, diciamo, come... 2 giovanissimi allevatori. Delle mucche un po' indisciplinate. Okay. Lula è il paron del mus. Perché questa passione? Perché ho sempre avuto la passione dei cavalli e poi è stata trasmessa dai miei genitori e dai miei familiari, perché è proprio una passione, punto e basta. Allora, questa che mucca è questa? È una pezzata rossa. Questo invece che esemplare è? È una Pinzgauer, è una razza, mi sembra originaria dal Trentino. Cosa ci fa un lama a Segusino? Il lama a Segusino è un'innovazione per un turismo slow, che quest'anno è proprio l'anno del turismo slow, tranquillo, e questi animali ci accompagnano nelle nostre montagne a un passo lento e cadenzato. Cos'è una mula da trekking? Ma essenzialmente il mulo fa esattamente le stesse cose che fa un cavallo, quindi passo, trotto e galoppo, e comunque ha ovviamente delle gambe molto solide, una resistenza tale per cui è indicatissimo soprattutto nelle nostre zone montane, diciamo. Quindi sì, è come un cavallo esattamente. Cosa ci fanno i veterinari dell'USL all'antica fiera di Segusino? Beh, l'antica fiera è con gli animali e quindi è una delle antiche fiere proprio con la presenza degli animali, quindi i veterinari devono esserci per forza, ma al di là di questo l'accompagnamento che noi come veterinari diamo alle aziende agricole è quello di agevolare e semplificare tutte quelle che sono le pratiche, diciamo, non soltanto per quanto riguarda la gestione degli animali, ma anche per la trasformazione dei prodotti che arrivano dagli animali. Quindi pensiamo ai salumi, pensiamo ai formaggi, pensiamo alle confetture, alle conserve e a tutti questi prodotti tipici che arricchiscono il nostro territorio. Presidente Coppe, un'antica fiera, una fiera importantissima per questo borgo. Cosa succederà in questi 3 giorni? Avremo 3 giorni intensi di manifestazioni ed eventi. Abbiamo iniziato ieri sera con la finale di Cuochi di Contrada, un reality show. Le varie contrade sono sfidate sui fornelli, hanno realizzato un piatto diverso a base di prodotti tipici. Ieri sera sono sfidate e abbiamo decretato la vincitrice. E oggi e domani? Beh, oggi è il giorno, diciamo, tradizionale della fiera, quindi abbiamo la rassegna bovina e la rassegna dei muli. Questa è la giornata dedicata alla fiera storica di Segusino, che una volta era nata soltanto il sabato. Poi proseguirà il pomeriggio con una corsa podistica e il Nordic Walking, e con la sera con musica, un gruppo musicale e l'apertura dello stand enogastronomico. Una rassegna di animali, che senso ha? Beh, oggi il senso è pienissimo, perché presentare gli animali, l'allevamento delle nostre zone, diciamo, a un vasto pubblico fa vedere come gli animali vengono allevati, prodotti per produrre a loro volta un qualcosa. Le vacche da latte per naturalmente i prodotti di trasformazione del latte, e in questo caso i muli per il recupero di soggetti, in questo caso di un ibrido straordinario che ha dato
forza e vita alla montagna da secoli, quindi per noi è assolutamente importantissimo. Poi far vedere gli animali a chi oggi ha meno contatto, sempre meno contatto con gli animali, vuol dire anche presentare questo soggetto che assieme all'uomo, non dico proprio utilizzato dall'uomo, ma questi soggetti animali che assieme all'uomo portano benessere all'uomo stesso oltre che a loro stessi.